Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo al Sant'Elena. Primo match in casa, Venezia, Avellino. Oggi spariamo 3 partite con gli highlights e andiamo. Vai. Speriamo di non rimanere delusi. Dopo il pareggio Cesena, Venezia ha bisogno di 3 punti, Il nostro presidente ha detto che dobbiamo andare in Serie A entro 2 anni, quindi non questo ma il prossimo. Vedremo. Murgia, Falzerano. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni. Qualcuno mi ha consigliato Murgia al trequartista e Clemenza centrocampista, ma Clemenza è tanta roba, la vediamo. Possiamo provare comunque. Attenzione all'ano. Occhio raga, occhio raga. E Audero comincia. Palla che finisce in corner. Audero comincia a dominare. Prova ad andare. Roba nostra, roba nostra. Scordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Brusca Gin. Signori. Falzerano, Cutrone. Bravo Cutro per Signori. E Signori entra. Ah, brutto tiro, ma ci siamo, dai che ci siamo. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. No, non ci credo, Ardemagni, gol. Dominiamo noi e segnano loro. Questo è il calcio. Pazzesco Ardemagni, 1-0 Avellino. Sant'Elena impietrito. Cutrone. Clemenza. Fallo, fallo dai. Iniziano i furti. Buono, Garofalino. Murgia. Cutrone. Falzerino. Gambe false. Ennesimo angolo. Si domina ma non si segna. Occhio al corner. Attento qui il difensore. E stiamo perdendo in casa, incredibile, incredibile Beppe. Di testa, no. C'è del fallo laterale. Come di testa? Schwager. Moretti. Seconda frazione. È tutto pronto, comincia Dai, il secondo tempo. Per piacere dobbiamo minimo pareggiarla, ma tanto minimo. Clemenza. No, ho sbagliato io. A bloccare tutto. Moretti. Dai però. Gavazzi. Bravo signori. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Ottimo signori, vai Clemenzino. Il Cutro. Deve spaccare la porta Cutro però Il Cutro vede Marsura non c'è. No! Mamma Audero no! Ma porco due. Gol dell'Avellino, incredibile. Incredibile, miracolo di Audero per la difesa nello spazio. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non... Che brutto debutto in casa, mamma mia. Facile per quanto si è visto finora. Cutro. Abbiamo messo Murgia, va a cagare. Abbiamo messo Murgia trequartista, vediamo. Vediamo se cambia qualcosa, ma la vedo un po' duretta sinceramente. Abbiamo pagato tutti gli errori che abbiamo fatto sotto porta. Vara. Mamma. Dai. Ultra offensiva, vai Cutro. Clemenzino. Vai Marsura che ha sbagliato di tutto, Marsura. Ancora, ennesimo. Adesso entra Geico. C'era rimessa con le mani. Vai. Sarà un cambio. Entra anche Sturek per Clemenza. Gavazzi. Garofalo. Bentivoglio. Bentivoglio, non ci credo. Entra subito per poco la cazzava. Dai un corner. Niente, un calcio d'angolo da cioccolatai. Ormai manca pochissimo. Fallo che non me lo danno mai. Gavazzi. Mi è morto anche un uomo. Tocco di ritorno. Appena entrato Bentivoglio. Buona l'idea qui. Occhio. Occasione. No!
C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Mamma mia, che inizio di stagione brutto. Dopo una Coppa Italia devastante non mi aspettavo sta difficoltà sinceramente. Prova la botta, clamoroso, Fuori di poco. Fuori di nulla. E ti dico la verità, Pier, l'avevo vista già dentro. La Attacco palla totale, non gira c'è nulla da abbastanza per difendere. terminare la propria corsa in fondo alla rete. C'è spazio per andare. Geico. Ha spazio per andare? Buono, vai Cutro, girati bene. E me l'hanno presa, niente, cioè non ne gira una, Non ne gira una. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Ennesimo errore. Guadagna metri verso l'area. Palla vagante. Bene qui il difensore. Ha chiuso 20 la voglio. ha riconquistato palla. Buono questo. Ah, ma Cutrone dorme. Cambio modulo, comunque possiamo partire il gioco con 2 punte. C'hanno troppa fatica. Tanto Marsura è come non averlo. Marsura mi sta deludendo. Bravo Cutro. Era messo. Ma dai, credo sia col piede debole, ma cacchio. Ah, fa un brodo. Cambio modulo, eccolo qua. Modulo, diciamo, dove certi giocatori, tra virgolette, non dico che non sono nel proprio ruolo di natura, però devono insomma inventarsi un pochino. Ecco, le sto provando tutte. Proviamo col doppio trequartista. Cioè dopo trequartista diciamo 2 seconde punte, dai, Clemenza più trequartista, Geico più seconda punta. Siamo a Palermo, trasferta veramente dura, però fino dopo la sconfitta con l'Avellino in casa, cioè, i tifosi hanno fischiato tantissimo. Adesso dobbiamo assolutamente svegliarci, perché non va bene. Gli 11 di partenza del Palermo. Scelta coraggiosa, nessun problema per il portiere. È un 4-5-1 un po' curioso. Perché le 2 punte faccio fatica onestamente per i centrocampisti. Vai Geico, sfruttiamo la velocità. Tra virgolette velocità, sì. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Dai Garo, bravo. Geico. Vai Garofalino. Occhio, cerca l'area di rigore. Vai Garofalino. Molto bene per Cutrone. Cutro, mamma mia. Domizzi. Geico. Bravissimo per Cutro, si trovano i 2. No, porca. Che intercetta il passaggio. Vai Geico. Bellissimo. Mamma, fuori di niente. Peccato. Fuori di pochissimo. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Recupera palla. Devo toglierlo Andelkovic, che sfiga, torna nazionale e si rompe. Porca miseria. A metri per crossare. Buona lettura del difensore. Bravo Clemenza che almeno la butta un po' via. Arretra per ricevere palla. Geico. Buono, e andiamo su. Ripartono in campo. Vai Falze, finalmente una buona azione. Bellissima. Domizzi, però perché c'è Domizzi? Attenzione Murgia. Murgia! Traversa, non ci credo. Non ci voglio credere, che sfiga. No, adesso lo prendiamo con Andelkovic mezzo andato. Bravo, suo tempo si mette Modro, no! No. Respinge il difensore. Mamma mia. Ha calciato in maniera completamente scordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Lo togliamo alla fine del primo tempo, ma abbiamo rischiato però. Però che traversa di Murgia, ok. Nel primo tempo stiamo giocando benissimo all'Alberbera, manca solo il gol. Falze. Brusca.
Occhio al suo movimento. Vai Patrick. Patrick vede Geco. Gran tiro. Sta piacendo la coppiata. Vai, vai Murgia! Dall'intervento Non ci voglio credere, ma... Palo. stanno premendo molto, non riescono a concretizzare. Vedo già più azioni con questo modulo. Pian pianino, raga. Pian pianino. Coutro si gira splendidamente. No, non posso tirare così questi giocatori qua. Non sono su foot. Con conclusioni come queste dalla lunga. Ha cercato il colpo a sorpresa, gli è andata male. 70esimo fiore, 2 cambi per il Venezia. Entra Zigoni per Cutrone e Marsura per uno stanchissimo Geco. Secondo tempo però un po' piatto rispetto al primo tempo, dove qualcosa ho fatto. Ho fatto un cambio gioco veramente orrendo. Vabbè. Proviamo a dare di offensivo. Dobbiamo ancora trovare il gol, Fiori. Si avvicina all'area. Il tocco dentro. Bravo, bravo. Palla in out, sarà corner. Oh, c'ho il cross di Embalo. Occhio al corner. Bravo Odero. Muoviti però, grazie. Ok. Garofalino. Per Marsura. Un quarto d'ora alla fine. Zigoni. Clemenza vede Falzerano. Ma no, perché là? Ma doveva appoggiarlo. Ma dai, ma Cristo però, che errori. Sta calmo, come sta calmo. Clemenza molto bello per Zigoni. Mamma mia, Zigoni dopo un minuto però subito fa una bella cosa. Zigoni vuole rubare il posto a Cutrone. 3 milioni mi aveva costato Cutrone, cioè. Thiago Cionek. Sveglia. Dai, freghiamoli sta palla. Gran tiro. Roba nostra. 8 minutini. Conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Esce Iello, entra Gnahore. Voluto terminando la sua corsa lontana, lontana. Vai Falze. Bellissimo per il Zigo. E il Zigo non ci credo. Però Zigoni. Parte titolare la prossima, Zigoni! E ancora! Se avessero preso gol qui difficilmente avrebbero avuto il tempo per... Incredibile. Hanno una buona occasione, fallo laterale. Falze. Clemenza. Clemenza. Clemenza! Non ci credo, sto dominando adesso. Dai che il Palermo ha paura. C'è l'intervento di pugno. Garofalo l'appoggia bene. No. Difensore spazza in qualche modo. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Touche. Ecco la sostituzione Buono. tra i giocatori del Palermo. Bene, quindi Zigoni nei passaggi non è proprio un mito. Molta sfortuna però, Thiago Cionek. Non perderla. Si andrà avanti a giocare per altri 3 minuti. Ma questa è una bella azione, vai Falze, involati Falze. Involati Falze, che lento adesso, avevo stanchissimo. Attenzione, tutto. C'è il gol di Clemenza. Non si può discutere Clemenza, non si discute mai Clemenza. 1-0 al 90esimo. Non si discute Clemenza. Riusciranno a farsi bastare il tempo che resta ancora da giocare. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra. La sentenza di Clemenza. E ancora Falzerano soletta sull'area dell'entroterra, vuole fare subito il raddoppio. È bello. Gran recupero, sì. Sì! Ragazzi, alla fine della terza partita guardiamo le classifiche, sarà sempre così, Alla fine dell'ultima partita ne facciamo 3. Del campionato, qui pescato dalle nostre telecamere. Che figata! Piede caldo anche oggi. Siamo col Frosinone, ragazzi, in casa. Stefano, che ne pensi della squadra padrona di casa? Il loro avvio di stagione autorizza a pensare positivo in ottica promozione. Meno male che Clemenza l'ha messa, Fiori. Teniamo ancora Cutrone, diamo fiducia perché ho 3 milioni sono tanti, se no la dirigenza mi ammazza perché 3 milioni per un giocatore in B non è poco. Sola punta di ruolo supportata da 2 esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo. Buono, Falze. In possesso.
Cutro. Occhio, cerca l'area di rigore. Bellissima, vai Murgia. Murgia, pallonetto, me la prende Cutrone. Sulla linea. C'è porta vuota sulla linea, no, però porca miseria, non si può cominciare così. Frara. Cerca la sovrapposizione. Ha spazio per andare. Brava Andelkovic. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio. Clemenza. Una delle stelle in campo oggi. Ciano. Gol nelle ultime 3 gare. Ciano. È il suo biglietto da visita per questa sfida. Ok. Ha fatto tremare le gambe False. ai difensori avversari. False. Murgia. Non la blocca. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Mamma mia che inizio, potrei essere già 2-0. Incredibile. Però stiamo giocando bene, ha cambiato modulo, ha cambiato squadra, Falzerano. Ancora miracolo. Del portiere. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Occhio al corner. Di testa. Domizzi, non ci voglio credere, mamma che dominio. Che salva la porta. Mamma che dominio. Giusto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Frara. Occhio Beppe. Va con il possesso. Occhio. Tocca la rete. Incredibile. Incredibile, dominiamo noi, segna il Frosinone. Proveranno a spingere per farne un altro, se magari si Non c'ho parole. e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Non c'ho parole, veramente. Pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Cutro. C'è spazio per andare. Dalla subito. Vai Falzi, ti prego, segnala. E vaffancuore, gol. 1-1, meno male, meno male. Anche perché non posso perdere un'altra in casa. Che belli Murgia e Falzerano. Belli come il sole di notte. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Mamma mia. Insomma, potevamo un dominio così. Restituisce bene. E andare in panchina, andare in riposo sull'1-0 per loro. Buono l'anticipo del difensore. Sentite, il Sant'Elena è esploso. Cutro riesce a trovare la smarrita via del gol però. No? Oddio no. Mamma mia Audero, ti amo. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione e riflessi fuori al comune. Amo Audero. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Niente. Occhio al suo movimento. San Marco. Ottimo intervento difensivo. Ok, finisce il primo tempo. L'arbitro manda le guadagna metri. Cutro. Cutro si gira, fa bene, bravo Cutro, come mi sei piaciuto. Ha deviato il pallone in out concedendo la Cutro. push, la rimessa laterale. Cutro. E c'è la conclusione. Clemenza, Falzerano. Pericolo. Palo. Palo del Falz. Ma porca miseria. Palo del Falz. Dionisi. Brighenti. Non ci credo. San Marco. Di gara. Buono per signori. Ci sono metri a disposizione. Qua potremmo giocarla molto meglio, è brutto errore. Ripartono in E c'è il campo buco. aperto. E c'è il buco, no, no, il buco di... Occhio qui no. alla ripartenza. Mamma... Attenzione. No, il furto. No, vabbè. Ma stiamo zitti. Pallone in gioco, attenzione. E Audero salva! Audero salva! E Audero salva. Hanno ancora una E adesso andiamo a vincerla. per cercare la Andiamo a vincerla. Andiamo a vincerla in 10. Murgia. Murgia. prova la botta. Fuori di niente. Certamente ha potuto portarsi in vantaggio. Mamma mia, rigore parato da Audero, grande Audero. Porta la
Chiudiamo. La classifica sono un po' tardati, il Bari già in fuga a punteggio pieno, ma stiamo calmi, stiamo calmi. Si può recuperare tranquillamente, solo che dobbiamo segnare un po' di più. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!